Il GIP del Tribunale di Marsala, Riccardo Alcamo, ha revocato con efficacia immediata la misura cautelare interdittiva della sospensione temporanea dell'esercizio di pubblico ufficiale applicata a Bernardo Agrò, il presidente del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e il direttore del Parco di Lillibeo a Marsala, che si era dimesso a seguito di un'ordinanza per un'indagine avente per oggetto presunte irregolarità in alcuni appalti al Parco archeologico di Selinunte, cui è stato per un periodo direttore. L'ordinanza applicava la misura cautelare, era stata emessa dal GIP il 27 febbraio scorso, notificato all'indagato il 6 marzo. I reati contestati erano abuso d'ufficio, induzione indebita e falso ideologico, commessi nel periodo che va dal 2020 al 2021. Le esigenze cautelari sono state ravvisate in relazione al pericolo che l'indagato, sfruttando la posizione apicale di direttore e di dirigente ricoperta in seno all'amministrazione di appartenenza, che ha favorito la consumazione degli illeciti, scrive il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, reiteri le medesime condotte illecite o analoghe condotte integrative di altri reati contro la pubblica amministrazione. Ritenuto che Agrò è cessato a seguito di dimissioni volontarie dall'incarico sia di direttore del Parco Lillibeo che da direttore del Museo archeologico Baglio Anselmi di Marsala, nonché da presidente del Consiglio della Valle dei Templi di Agrigento, il GIP ha di fatto tenuto conto delle dimissioni di Bernardo Agrò, reputato che almeno allo Stato, scrive, è venuto meno il rischio di recidiva, motivo per il quale appunto è stata revocata la misura cautelare interdittiva della sospensione temporanea dell'esercizio di pubblico ufficiale. Agrò, ricordiamo che viene difeso e rappresentato dall'avvocato agrigentino Giuseppe Scozzari.